Una grande partecipazione ha registrato a Montevaco la seduta straordinaria del Consiglio Comunale convocata dalla Presidente Antonella Migliore per condannare l'atto intimidatorio rivolto al sindaco di Montevaco, Margherita La Rocca Ruvolo. Hanno partecipato numerosi sindaci dell'Agrigentino e del Trapanese, rappresentanti di associazioni, parroci, dirigenti scolastici, impiegati comunali e tanti cittadini. La solidarietà è arrivata dai colleghi dell'onorevole La Rocca Ruvolo, affermando come siamo tutti sindaci di Montevaco. È sembrato un atto spontaneo quello di convocare un consiglio comunale aperto in solidarietà del nostro sindaco Margherita La Rocca, ma anche come atto di condanna nei confronti di questi atti intimidatori che si possono classificare solo come dei vili gesti incapaci di percorrere la vita democratica di un paese. È sembrato un atto spontaneo perché lo ha chiesto la cittadinanza, perché lo hanno chiesto un poco tutti i consiglieri comunali, gli amministratori, i dipendenti del comune, perché era un atto di riconoscimento ed è un atto di riconoscimento nei confronti di un amministratore che fa ogni giorno il proprio dovere, esclusivamente il proprio dovere, che è quello di governare un paese nell'interesse della cosa pubblica. Quindi certi atteggiamenti che tendono a minare invece questo sistema democratico debbono essere assolutamente condannati, e questo scatto di orgoglio che vuole avere la comunità è non solo a sostegno del nostro sindaco, ma a sostegno di tutti quegli amministratori pubblici che, come abbiamo potuto vedere, sono in tanti, e se guardiamo un po' le statistiche si parla di un amministratore pubblico che ogni 20 ore in Italia viene attaccato con atti intimidatori. Questo, per una cultura della legalità, è un qualcosa che non è assolutamente accettabile. Noi siamo qui e siamo tutti sindaci di Montevaco questa sera. Tutti noi con la fascia tricolore siamo sindaci di Montevaco, ci identifichiamo con il sindaco di Montevaco. Un sindaco, come un po' tutti sanno, oggi ha tantissime incombenze, tantissime difficoltà da affrontare nella sua quotidianità. Tutto si immagina tranne che ricevere nel 2022, a 30 anni dalla strage di Capaci e di Via D'Amelio, atti di tipo intimidatorio mafioso. È chiaro questo, giusto? Perché il proiettile è il simbolo di un'intimidazione mafiosa. In questi casi ci sentiamo tutti colpiti, tutti intimiditi, tutti con il messaggio dell'intimidazione. Però alla fine è chiaro che oltre alla mafia, ma chi fa questi atteggiamenti mafiosi naturalmente fa parte di quel contesto che la società emargina, e ringrazio le forze dell'ordine tutte che quotidianamente si attivano e controllano e lavorano con un profitto diverso rispetto magari al passato. La città che rappresento è solidale, è qui presente ed è qui a dire basta con questi sistemi, tanto noi andremo avanti, noi mettiamo al primo posto l'interesse della nostra comunità. Cara Margherita, la testimonianza di affetto, di vicinanza, di solidarietà, non soltanto mia come sindaco, ma dell'intera comunità di Ribera, la esprimo qua stasera, insieme a tutte le altre comunità rappresentate dai colleghi sindaci che siamo venuti con sentimento di partecipazione questa sera a dire Margherita, tu non sei sola, la solidarietà tutta di tutti noi sindaci, la forza che possiamo dare con la nostra presenza per dire a questi soggetti che hanno fatto questo gesto vile, questo gesto ignobile, questo gesto deprecabile, che devono stare ai margini della società, che non possono ancora pensare che con atteggiamenti del genere si possa fermare la buona politica, la buona amministrazione, la gente per bene, la gente onesta che si mette al servizio del proprio territorio, della propria comunità, soltanto per migliorarne le condizioni. Mi si chiede se ho paura. Io voglio parlare alla mia città, voglio parlare a questi montevaghesi. Ho paura. E non penso di essere una persona incosciente. Ho avuto paura,
sto convivendo con la paura, ma siccome sono una persona razionale, andrò avanti, continuerò a fare il mio lavoro. A me oggi non importa se questo messaggio, che conteneva un messaggio indiretto, non c'era una parola scritta, non mi importa se questo messaggio arrivi da questa comunità, ma non può arrivare da questa comunità, ma da qualche valorido di questa comunità, o arrivi da fuori. A me poco importa, questo è un impegno, è un dovere, è una richiesta che io faccio alle forze dell'ordine, perché possano loro dire da dove proviene tutto questo. Non è compito mio. Il mio compito è continuare a fare il mio dovere. Il mio compito è continuare ad essere quella persona che sono. Io oggi voglio dire grazie. Grazie perché